Ciao ragazzi, eccoci qui, oggi sarà una tappa veramente incredibile, oggi sarà la tappa più lunga e con più dislivello tra tutte quelle mai fatte da me nel canale e non ho tante indicazioni da mostrarvi, qui c'è l'indicazione per Maiga Gal Marara e da qui parte il nostro itinerario per salire Cima 12 ragazzi, a Cima 12. Partiamo, sono le 9, oggi saranno una bella manciata di ore di cammino. Adesso ragazzi abbiamo alcuni chilometri su questa strada bianca in lieve pendenza. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati al bivio in cui a destra, come avevo letto, si può andare al Monte Zebbio. Guardate qui intanto proseguendo che belle queste pareti verticali. Ecco ragazzi, mentre il nostro itinerario prosegue, siamo arrivati a Maiga Gal Mararetta, di cui adesso vi mostrerò l'indicazione. Ecco qui, 1488 metri intanto. E vedete che Maiga carina qui in mezzo al pascolo. Tanto là ragazzi sullo sfondo Maiga Gal Marara. Tanto vedete un discreto numero di macchine. Qui praticamente inizia l'itinerario corto che è quello di metà lunghezza rispetto a quello nostro. Allora noi intanto siamo arrivati al bivio a Maiga, Maiga Gal Marara, 1614 ragazzi Cima 12, 3 ore e mezza ancora di cammino, quindi non ci resta che metterci in moto e sgaloppare. Da qui comincia il regno del Pino Mungo. Buso della Pesa 1777, Cima 12 in 24 minuti, abbiamo abbassato di 40 minuti. Quindi ragazzi super di qua. Attenzione ragazzi, abbiamo però incrociato il bivacco del Bivio Italia. Ah però, letti, Poggia materassi nuova generazione, stufetta, anche un po' di legna, ragazzi cracker, caffè, poi c'è un po' anche un piatto pronto, fazzoletti, fiammiferi, creme igienizzate, candele. Cisterne per l'acqua e non male tutto sommato ragazzi, carino come bivacchino. Ecco ragazzi, siamo arrivati al bivio, appunto 1979 metri, tutte le varie itinerari. Secondo spuntino nella salita. Bene ragazzi, altro bivio, qua è saltata l'indicazione Cima 12, ma quello che indica un'ora e 30 sicuramente. Avanti ancora. Tanto ragazzi si sale, 2175 metri, mancano 150 metri circa al traguardo, 40 minuti. Addirittura guardate verso sinistra c'è la porta camper che è quella che abbiamo fatto per andare a Portule, infatti Cima Portule 1 ora e 10. Ma Mike, tutto a posto? Dura ma ce la faremo. Avanti tutto ragazzi. Ecco ragazzi, siamo arrivati alle sommità.
Comunque ragazzi, partiti alle 9:15 di stamattina, ho appena riguardato il primo video fatto e sono le 13:18, 4 ore per camminare in salita da 1000 a 2300 metri. Intanto ragazzi, super pausa pranzo con spaghetti di riso, pomodorini, zucchine e tonno. Tanta roba qua ragazzi. Qua ragazzi, i piedi nella croce c'è questo cassetto magico e dentro c'è il libro per firmare la propria dedica. Vedete ragazzi, libro, firme, cima 12. E adesso andiamo alla ricerca. Mamma mia quanta gente. Adesso da poco. 23 dell'8, l'altro ieri, 24. Oh, tocca a noi. Bene ragazzi, dopo aver fatto la nostra breve dedica, anzi andiamo a vedere la croce lì in cima e dopo ripartiamo. Ma ragazzi, qui siamo arrivati alla seconda croce. Qui ci sarebbe stato un libro da compilare. Esploriamo nuovi sentieri. Ultimo video dalla vetta. Ciao cima 12. Qua ragazzi, sullo sfondo un bel rovescio pronto ad abbracciarci. Vediamo se siamo fortunati e ci schiva. Inizia a piovere. Bene ragazzi, dopo un po' di chilometri da cima 12 che è laggiù, appunto sullo sfondo, adesso ci fermiamo un attimo in bivacco, ripararci da quella roba lì. Ecco ragazzi, dopo una sosta al bivacco, chiudere tutto. Attenzione ragazzi, bivacco tour. Non c'è scritto il nome, comunque questo è il bivacco delle Tre Fontane. Caspita! Che roba ragazzi! Bivacchino qua, che camminetto! Mamma mia Mike! Bene ragazzi, bivacco tour finito, abbiamo compilato ovviamente il libro che risiede in ogni bivacco e niente, richiudiamo tutto. Questo breve minuto per mostrarvi il bivacco delle Tre Fontane. Eccezionale ragazzi. Visto anche questo. Non so se si vede, ma piove. Quindi ragazzi, adesso facciamo tappa alla Galmarara perché qua ragazzi viene avanti un bel diluvio. Intanto ragazzi abbiamo fatto tappa in Galmarara e fuori diluvia. Ecco ragazzi, abbiamo sfruttato una pausa delle precipitazioni e niente, abbiamo ripreso la marcia. Ecco ragazzi, siamo arrivati alla macchina, però un po' in maniera alternativa perché diluviava cioè diluviava, aveva smesso, però abbiamo trovato due persone che avevamo conosciuto in Malga, ci hanno chiesto se volevamo un passaggio e abbiamo accettato.
Quindi sono le 17:53, siamo arrivati alla macchina. Dopo a casa vi dirò ore live quanti chilometri, però intanto vi salutiamo. Però il record di dislivello, ragazzi, abbiamo fatto 1300 metri qui dalla strada asfaltata fino a Cima 12, e a dopo per i dati finali. Ciao raga! Ecco ragazzi, sono a casa, ho guardato le statistiche di Relive, 8 ore e 10 di percorso e non era ancora finito, 23,6 km percorsi tra i 15 dell'andata e quindi 8 e mezzo il ritorno, abbiamo fatto poco più di metà, veramente una bella escursione, peccato per il finale lì in cui non siamo arrivati giù a piedi, però ragazzi, e statemi bene, ciao a tutti.